so, dov'è che è andato? Là. Dai. Fratello, dammi aiuta a spingere il sasso. No, togli il sasso piccolino sotto. Prendiamo un sasso piccolino, cade il sasso grosso. Guarda che bello. Guarda, sotto acqua. Bello, così ci piace. Da singano. Queste braghe, il costume. Aiuta me. Ah, l'ha scoperto la roba segreta. Ah, vedi, passa da qua senza cadere giù per il dirupo. Oh amico, guarda bene noci. E ragni, robe strane. No, ok, via. Hopla! Oggi ciodi. Ah, bello, Italia, click dice in miniatura. Insomma, no? Bello, senti i commenti dei turisti che popolano questi luoghi. E io ho visto tanto meglio Romania. Romania o meglio? Romania. Balaton, Balaton, Ungheria. Ungheria, Balaton, c'è anche Balaton, Romania. È un percorso a naso questo. Percorso a naso? Non so. Naso. Ah, Dammi vino, amico senti mio. che se togli la mascherina sa molto da, diciamo, rosmarino da quelle parti là. Cioè, Origano. da queste parti qua, sì, sa molto da origano. Ah, più da rosmarino. Amico mio! Perché c'è un signore che viene di là, viene. Così si esce. Ma sì, ma è di qua che bisogna andare, perché secondo me qua sale. Ma che proviamo ad andare di qua, andiamo a vedere, esploriamo. Ma Il sì. signore da dove viene? Si viene da Foggia? Dai, chiedi. Si viene da Foggia. Si esce di qua? Ah. Quindi come tornare indietro? Bisogna perché è crollato un pezzo. Quindi neanche di qua si passa. Andato a vedere. Oro. Dai. Ci abbiamo provato. È crollato un pezzo di montagna, ecco. Mi fa più in montagna una volta. Dove cazzo stiamo andando? Non so, a vedere la montagna che è crollata. La montagna Che giornata naturalistica, cioè i polmoni che non hanno più dentro il catrame del fumo, no? E in più tutto sto respirare, le passeggiate, la natura, il verde. No, dove? Quando? Perché? Ero chiuso allora. Vediamo, andiamo a vedere la frana che ha interrotto il percorso. Ah sì, vedi? Poi è franato tutto e ha chiuso. Marco, guarda qui è zecchera. Sì? No, è basta, no. Beh, io ne ho già provate due, rinuncio. La prima zecca nella caviglia, ma la seconda, ragazzo, una biscia, due bisce. No, le zecche più che altro, cioè. Mamma mia, fioi, cioè. Perché bisogna provarle le cose, bisogna prenderle, soprattutto nel pistolino, no? Ok? E dopo farsele togliere e dopo magari ci ripensi 2 o 3 volte prima di rifare certi percorsi, certe cose. Hai capito? L'Italia fa queste robe con le bave degli insetti. Porca troia! Nemona! Cancari! Ma dai! Ma dove? Guarda, perché devono sempre fare ste robe? No, Marco! Sì, 8. Cosa 8? Finito il sentiero, Marco! Ecco, ci abbiamo rischiato di prenderci Borrelia, THC là, no, THC era un'altra roba. Io avevo detto che era meglio bagnare, guarda, Porca troia, e il tutto, op, porca miseria. Buongiorno Italia. Ecco. Vabbè, non si può, no, ci bagniamo i piedi e risalire da di là. Via bene. Abbiamo una certa da moda. Sì, loro hanno avuto la malsana idea di imitarci, ma Le Punti del Mondo non è un canale da seguire, l'ho sempre detto, poi succedono ste robe, vi ritrovate in mezzo alle zecche. Ragazzi, dai. Sfatiamo. Marco? Marco che sa sempre un po' tutto. Hai sputato? Esatto, no. Il vostro cane è passato con la bava. No, dai, seriamente. Non lo so. Ah, non lo sai? No. Io penso che sia un qualcosa fatto dagli insetti. C'è sta. Vedi, dopo nei commenti sicuramente c'è chi sa. C'è sta bavetta, vedi la bavetta, guarda. Con tutta la schiumetta. E la trovi spesso, guarda. Anche qua, vedi, anche qua c'è.
e anche qua, quindi insomma non è... Guarda qua è pieno, Guarda, basso qua. mamma mia, Adesso arriva. Adesso arriva. temporale? Dai che torniamo alla base, va? Tutti correre, poi prendiamo acqua. Sì, più che altro perché singano lo skate elettrico, ragazzi. Voce da anche Sì, se vi muovete io prendo la rincorsa al salto. calmo, devi aspettare. Vai, cantali! Oh, opla! Mamma mia. Porca troia! Bip, bip, Marco, bip! tu hai questa maglietta per te, Marco. Dai, cancari! Ah sì, l'ho appena aperta. Opla! Ah! No, che schifo! Mi sono preso nell'orecchio quella roba sbavosissima! Che schifo! Che mi ha praticamente scattarato un ragno nell'orecchio. È arrivato un messaggio, forse è Andrea del T4 che è arrivato, però Italia sta iniziando ad arrivare il temporale, no? E il mio unico pensiero è lo skate elettrico, sinceramente. Sicuro che voi siete con Andrea, io pedalo fino a là. È vero? È vero? È vero, siamo troppo paraculati. Beh, oddio, l'abbiamo anche pianificata però. Perché abbiamo detto, Andrea viene col T4. Se succede, io e Marco montiamo con Andrea del T4 e Fabio ha voluto la bici, pedala. Cioè, come ti compri il Ferrari e ti lamenti del bollo. Perché? No. Sì, però ragazzi, sto qua con mascherina che praticamente so che è Fabio e Marco. Guarda che colori, guarda. Dimitri, push bucuras. Che cazzo è? Picca, picca. Devo dire queste cose. Viene una picca. È una nuova pizza? No, picca, vuol dire niente figa. Pizza, No. quando è pizza così? Io lo hago spesso nel mondo senza pizzerie. Sì, pizzerie, con tutto rispetto. Adesso vedrai cosa costeranno le pizze adesso. Da andare a mangiare in pizzeria. Ma perché che pizza che conosci ti devono mangiare? Metteranno tutto, metteranno. Ma cosa vuol Il dire? caffè a Milano già 2 euro è Ho passato. visto, che bello. Sì? Il caffè 2 euro a Milano. Ah, ma io me lo faccio. E la pizza arriverà a Margherita a 7 euro, 7 euro e mezzo. No, perché costerà di più, però diventerà sempre un posto per l'elite, cioè chi andrà, chi avrà soldi, non chi avrà pochi soldi. La Sì. pizza che era mangiare dei poveri diventerà una roba da ricchi. Mangiare di poveri. Ok, ma si danno il bastone nei piedi perché appunto i fornitori a specchio aumenteranno i prezzi anche loro. Chissà quanti pizzaioli che sei lì che ne sfrutto, Eh no, io ero un pizzaiolo. Con le mani facevi con il battarello, quindi la basta. cioè se una cosa costa 1 euro e tu la butti fuori a 3 euro, non è che dopo un mese, 2, 3, 6 il tuo fornitore continua a fartela ancora a 20 centesimi, te capi? Sono degli automatismi che nascono così, come diceva Vasco, che le canzoni nascono da sole, no? Uguali gli automatismi. No, aspetta, buono, c'è ancora anche lo skate. Questa è una buona cosa, eccolo là, guarda, tac. Allora qui l'aria si sta facendo sempre più da pioggia. Noi come missione, più che Andrea col T4 che lui è a riparo perché è dentro un T4, adesso dobbiamo trovare Marco, no Marco quello delle caldaie, Marco quello della doccia, ok, che è passato per qua sotto. Quindi se lo vediamo, o se lo vedi anche tu, urlagli Marco, torniamo in Rio! Hai capito? Aspetta che gonfiate le macchine dietro. Ah no, eccolo là, ci aveva già rinunciato, perfetto. Ah? Non ti ha risposto al messaggio che hai fatto ultimo? No, non prendiamo, non si prende un gacchio. Italia, i cadini del Brentone li hai visti. Per quanto riguarda la cascata della Sofia invece mi sa che o la vediamo domani assieme a Andrea, che sarebbe anche interessante perché conosco un passaggio segreto per entrarci da sotto, altrimenti questa volta salta. Sì, sul bastone, è il bastone della bici? Ma sì, com'è che a volte ha scenetta con Giovanni e Michele, dopo nasce nuove cose, insomma, ecco secondo me. Cacchio, però avrà camper anche qua lungo la strada, accidenti. Cioè oggi proprio giornatona qua al lago del Mis. Giustamente, essendoci il divieto di assembramenti, no? Quindi
l'impossibilità di andare in certi luoghi e soprattutto l'impossibilità di andare magari anche all'estero o in altre regioni, giustamente i veneti, con tutto rispetto per il Veneto, per carità, che è bellissimo e ha tanti punti di interesse, ma dov'è che vanno, no? E allora hai posti più gettonati, la Brussa, che adesso è tutto zanzare, quindi ho detto no, io evito la Brussa molto volentieri, oppure appunto il lago del Mis. Camper da ski, macchine, camper da ski, macchine, camper da ski. Eccola. Buon, ripartiamo. Che pacchia. No, che una agonia. Che pacchia. Guarda, 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 guarda. Guarda che razza del panorama, sa star Fabio, che porta pazienza, sa star Andrea. Ma guarda, Ogni panorama aveva solo un più in mezzo. no, guarda qua, dai, guarda che Un traisere. pazzesco. Una pacchia indescrivibile. L'unica cosa che un po' mi sta rovinando la pacchia è che c'era una zecca che mi camminava nella gamba, no? Era una zecca. Sono stata mica coiare, dai. L'hai vista? No, te l'ho sfraccellata sulla tua tovaglia, cazzo, l'hai vista? E no, aveva le cose. Era un moscerino, Allora, era un moscerino. Esatto, No. senza ali. no, Solo perché sei tu su chiare. ecco qua. No, era una zecca. Aspetta, Davanti a canta. te, dove, No, dove? di ara, Cielo. di come. Ara i monti, ara. Vedi che anche Andrea sta descrivendo. Ah. Vai, senti, Guarda senti, dove Vicentino. no? Marco, Guarda dove metti. figa. Sei dormita qui? Parco. Parco? UNESCO? Parco porco? Sicurezza. Sicuro? Ah sì, cazzo. Patrimonio UNESCO, sì. Non so. Cos'è il parco Dolomiti e Bellunesi? Ah sì? Nazionale? Parco nazionale? Nazionale, comunque è Veneto. Parco nazionale. È Veneto, esatto. Tanto Veneto. Esatto. Nazionale, lo decidiamo noi altri. Esatto. Tanto del cappello comunque al Veneto che ci regala tutte queste cose, oltre alle spiazzette che per carità, E insomma. noi che siamo veneti. Esatto, e Era noi toppa soprattutto. locale. Esatto, è toppa locale. Che ancora in estate anno 80. No, ancora no, 80. Deve stare qualche atteggiamento un po'. Sì, spinto. l'atteggiamento sì. Però poi la materia, materia a sostanza, no. Come dire, tanto fumo e poco rosto. Poco rosto. Esatto. Cerchiamo fuoco intanto. Le bacchette, Perché in Italia c'hai anche i barbecue, no? Più Barbecue, avanti di barbecue. i barbecue. Solo che sono a 100 metri da dove siamo noi, Tanto volevo praticamente. domandarti, stai a portare perché non te come me, assate il vocale. Perché non si vede, non si vede segreggiare. Ah, per sicurezza l'avevo portato. Fatto bene, adesso empieniamo ora. No. Già poi la griglia tua, sì? Sì. Allora mettiamo già la carne Di sopra. nuovo. Cosa vuol dire? E arriviamo con la griglia con la carne sopra. Devo far bronza prima, dai, sto Sì, fuori. allora, cazzo. dai, grana dopo. Vedi Italia, così ti vedi anche il tendume che si è montato Andrea del T4 sul T4. Vedi? Cos'è, della fiamma? Eh sì. Vedi, quindi se qualcuno ha il T4 che è interessato, guarda, lui l'ha attaccato lì, non tocca assolutamente alla portiera. Andrea, gli attacchi erano in kit con... ok, quindi non ha dovuto sbattersi per gli attacchi. Bene, questo qua è il culo di Andrea, se signorina che interessa, ma non credo. O qua a vedere. Ah, non ti va bene quello di Mirko? No. Quindi Italia, Io. a parte che sto video magari venirà fuori il giorno del San Casso, ma sai che Andrea, quello del T4, sta cercando un portamoto per il T4. Un portamoto per Andrea. No, qua fa il cassone, Drio. Ah, Da pochi skei, Chissà che lo Ma vado, se è gratis meglio. no, ma non ditegli Ah, qua che ce moto. l'avete perché io sono contrario al Portamoto cassone. qua, moto non serve per niente. Cioè, è fortunato avere il T4 che è cortissimo, può andare ovunque dove vuole. No, e gli- spazio. Ma problemi di sì, spazio. ma metti a roba in Ma te ne scassera. che ho detto, Ma per Dio, no, sì, perché dai. Adesso si piene viveri. Una volta te li dai camper di 8 metri, dai. Cosa? Io cazzo. E chi che ti ha dato indicazioni per parcheggiare? Io. Ma forza, tutto studiato, ma che roba, guarda. Tac, e dopo ti arriva in testa e muori. Vedi, per quello il T4 è un veicolo ricreazionale per giovani, perché praticamente ha ste robe che poi ti uccidono e quindi non puoi diventare vecchio, e quindi è per giovani per questo motivo. Esatto. Ma quello è il rapido che era qua prima, sì, perché era di mutuo, è rapido da sky, guarda qua il camper da sky, vedi? Adesso sei più lungo del pulmino, ma è tanto manca. Ma no. No? Tan tan tan.
La musica tamarra anni 90 gentilmente offerta da Marco Caldogno, che è lì che... Bellissimo, c'è sto vento inspiegabile che muove le foglie degli alberi, ma non sta tirando vento, quindi non riesco a capire, ma guarda che roba, guarda, Italia. Yeah. Welcome in Veneto Velas. Eccola, magari sia anche un po' in cavalletto, perché giustamente per non far venire il mal di mare sempre la gente, perché magari c'è qualcuno, no, che sta guardando mentre sta mangiando e dopo gli viene il... Oh, adesso si alza il freschetto, bellissimo. Io adoro il freddo, adoro le felpe, i maglioni, odio l'estate, il caldo, l'afa irrespirabile. A parte che adesso magari, avendo anche smesso di fumare, magari probabilmente le cose forse possono anche cambiare, insomma, ecco. Adesso sono qua che sto stressando il mio medico tramite WhatsApp, no? Perché gli mando le analisi del sangue, gli dico ogni minimo sintomo, no? Lui sostanzialmente il concetto è: non mi rompere le palle, aspettiamo l'ultimo tampone e poi ti racconto come sta funzionando le cose. In ogni caso, Italia, un saluto a questo bellissimo giardino, perché ora iniziamo a cenare. Sì, non c'entra niente questo tono di voce così, però insomma l'ho visto fare una pubblicità e ho detto ma sì dai, facciamo il tono, sai quelli quando parlano tipo sottovoce, no? Tipo parli della nuova macchina, eccetera, no, è uguale io, no, tieni dritto l'inquadratura, tieni dritto, sta serio, sì, non siete imbriaco, no, te partito.